La coda gli scivolò tra le gambe e rimase immobile, si irrigidì, pronto a schizzare via se lei avesse appena accennato ad andargli incontro. «Come si chiama?» domandò Rosie. «Rocky, è molto timido». Spencer si sedette all'altra estremità della panca. «Vieni qui, Rocky», cercò di convincerlo lei. «Vieni qui, piccolino». Rocky inclinò la testa di lato e la studiò con aria sospettosa. «Che cosa ti succede, tesoro? Non vuoi che ti accarezzi e ti faccia le coccole?» Rocky emise un uggiolio. Si lasciò cadere sulle zampe anteriori e cominciò ad agitare la parte posteriore del corpo, anche se non era abbastanza convinto per muovere la coda. Certo che voleva essere coccolato, solo che non si fidava ancora di lei. «Più cerca di convincerlo», l'avvertì Spencer, «più si tirerà indietro, lo ignori e forse deciderà che è ok». Quando Rosie smise di chiamarlo e si raddrizzò sulla panca, Rocky fece un balzo, spaventato dal movimento improvviso. Indietreggiò di qualche centimetro e rimase a studiarla ancora più diffidente. «È sempre stato così timido?» domandò Rosie. «Da quando lo conosco. Deve avere 4 o 5 anni, ma è solo da 2 anni che sta con me. Ho visto uno di quegli annunci che i giornali pubblicano di venerdì per gli animali abbandonati. Nessuno voleva adottarlo, quindi sarebbero stati costretti ad ammazzarlo. È così carino, lo adotterebbe chiunque. No, ma allora era molto peggio. Non vorrà certo dire che ha morso qualcuno, non un cane così dolce. No, non ha mai cercato di mordere. Era troppo a terra per fare una cosa del genere. Piagnucolava e tremava ogni volta che qualcuno cercava di avvicinarsi. Quando lo si toccava si arrotolava come una palla. Chiudeva gli occhi e cominciava a gemere e a tremare senza controllo, come se gli facesse male essere toccato. Rocky era andato a sedersi sull'erba davanti a Rosie e la fissava chiaramente desideroso di farsi accarezzare, e tuttavia si manteneva a qualche metro di distanza, prudentemente fuori dalla sua portata. «Ha deciso che non può fidarsi di me», commentò lei. «Non la prenda come un fatto personale», le assicurò alzandosi in piedi Spencer. «Forse lui lo sa. Sa che cosa, Rosie?» «Gli animali sanno tante cose», dichiarò lei in tono solenne. «Riescono a leggere dentro le persone. Vedono le colpe». Ah, l'unica cosa che Rocky vede è una bellissima ragazza che vuole coccolarlo e sta impazzendo perché sa che non c'è niente di cui aver paura, se non la paura stessa. È come se avesse compreso il proprio padrone. Rocky emise un altro uggiolio. Eccoci al bosco dei sogni. Entriamo a pieno diritto nella trasmissione con il nuovo ospite oggi, martedì 30 maggio, Max Ungaro sulle frequenze di Radio Gamma 5. Salutiamo Giampaolo. Ciao Giampaolo, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Max, ciao a tutti. E Giampaolo Giacomini, dottor Giampaolo Giacomini, c'è tanto da dire su di te. Partiamo dicendo che sei appunto medico, omotossicologo, che pratichi l'omeopatia, la medicina tradizionale cinese, laureato in medicina e chirurgia, agopuntore, autore, scrittore. Oggi però con te non è a caso che ho aperto con questa lettura, perché parliamo di un tema scottante, mettiamola così, e sempre attualissimo, fa parte dell'esperienza dell'anima a livello umano. Le cosiddette ferite emozionali, che possiamo poi anche trasformarle in opportunità e grazie a te parlarne più a livello di talenti, ma intanto, come abbiamo sentito dalla lettura, inizialmente riuscire già solo a parlarne e trovarne un po' un punto di incontro e di comunione con l'altro, con l'esterno, è già qualcosa. Cosa dici, Giampaolo? Sicuramente, stiamo parlando di un argomento molto complesso dal punto di vista conoscitivo, concettuale e anche esperienziale. In realtà tutto il discorso, il lavoro sulle ferite emozionali è un lavoro semplicissimo, perché in realtà tutti noi siamo portatori, diciamo, di queste ferite. Le abbiamo vissute, continuiamo a viverle, a volte ci rimaniamo invischiati dentro, a volte riusciamo a risolverle, e quindi in realtà, pur essendo qualcosa che viviamo quotidianamente, tutti i giorni, indipendentemente a volte proprio
dalle situazioni che siano positive o negative, no? Dipendono ovviamente dal nostro stato interiore, il vissuto delle ferite, non tanto e solo da quello che ci capita fuori, ma da come noi viviamo quello che ci capita fuori da dentro. Quindi nonostante che noi siamo portatori di questa conoscenza perché la viviamo come esperienza, non è facile comprenderle, parlarne e soprattutto risolverle, ovvero trasmutare una ferita in un'opportunità, in una spinta, in una forza che ci porti verso un'altra cosa, che è proprio e rappresenta la guarigione della ferita, cioè quando una ferita guarisce, che si crea quel tessuto cicatriziale che rappresenta una nuova vita, ad esempio della pelle, no? Quando noi ci tagliamo a livello cutaneo, noi creiamo una cicatrice che man mano guarisce e lascia il tessuto rinnovato e spesso più, se ben trattata, più solido, più forte. Come ti sei avvicinato a questa dimensione così profonda dell'animo umano? Cosa un po' ti ha portato, cosa ha fatto scattare in te questa voglia di fare anche l'investigatore? Nel senso, ok, io mi ci metto a nudo, cioè rinuncio a tutto quello che ho imparato finora e voglio andare a vedere che cosa comporta tutto questo, anche potendolo poi vedere sotto un'ottica diversa. Guarda, mi ci ha portato semplicemente la necessità di risolvere le mie ferite. Sai che quando uno lavora una cosa o nasce con un talento oppure ci è obbligato, tra virgolette obbligato, cioè ci si avvicina perché ne ha bisogno, ecco, di avvicinarsi. Quindi molto semplicemente per risolvere le mie ferite emozionali ho iniziato a chiedermi qual erano, che cosa c'era che non andava in me, cos'era che non mi faceva stare sereno, vivere come volevo io. Bene in senso assoluto non esiste, però vivere la mia vita in un modo tranquillo, pieno, sereno, e in questa ricerca basata principalmente e inizialmente su di me sono arrivato a conoscere questi tipi di meccanismi. In realtà la mia ricerca, se così possiamo chiamarla, nel mondo dell'uomo inteso come unità spirito, mente e corpo, è iniziata tantissimi anni fa, ancora prima degli studi di medicina, quando ero ancora al liceo. Forse un là, come si dice, me l'hanno date la pratica delle arti marziali tradizionali cinesi che ho praticato fin da bambino, e quindi quel mondo orientale basato tanto sull'ascolto, sulla ricerca del movimento perfetto, no? Quell'arte fondamentalmente mi ha portato a cercare in profondità il perché delle cose, e quindi ho affrontato gli studi anche della facoltà di medicina già da ricercatore, invece del mondo olistico, chiamiamolo così, la visione dell'uomo come essere sferico e non solo cubico, non solo dotato di 3 dimensioni, larghezza, altezza e profondità, ma anche di una quarta dimensione, quella spirituale, quella dell'anima, mi accompagna da ben prima gli studi di medicina. E in questo devo dire che sono stato, tra virgolette, fortunato, perché studiare medicina classica, moderna, chiamiamola così, avendo già vivo in me una visione dell'uomo molto particolare, ben più profonda, mi ha permesso di capire molto meglio anche la medicina, non solo dal punto di vista pratico, cioè della gestione anche della persona, e quindi dell'andare al di là del sintomo fisico, del chiedermi cosa ci poteva essere dietro una manifestazione patologica di vario tipo, ma anche capire diversamente la fisiologia umana, la biochimica e tutte quelle scienze che sono state fondamentalmente comprese, ma senza la controparte dell'energia, no? C'è una formula famosa che dice E uguale mc quadro. La scienza studia tanto la massa, molto poco l'energia, e la mia fortuna è stata di riuscire già agli studi di facoltà a unire e a vedere l'energia dietro la massa, quindi è stato molto difficile, perché comunque studiare medicina, avendo anche una visione completamente opposta, se vogliamo considerarlo il mondo dell'energia, non è stato facile, però mi ha dato una completezza nella visione che
ad oggi mi ha portato poi a sviluppare sempre di più questo tipo di racconto e di concezione delle ferite emozionali, dove c'è anche uno studio di tutta la parte diciamo tecnica, materiale, fisiologica, legata a come queste ferite si manifestano nell'essere umano, e allo stesso tempo di cercare di capire quali sono i motivi che vanno al di là della nostra esperienza materiale, che in qualche modo hanno dato origine in noi a queste ferite, e cosa poi poter fare per sentire meno la ferita, sentire meno il dolore, per poi riuscire a trasmutarlo in un talento, in un qualcosa di propulsivo. Partiamo già allora facendo anche un piccolo esempio, cioè apriamo un po' a un qualcosa che comunque fa parte del percorso dell'esperienza umana, perché comunque prima di tutto in dotazione abbiamo tutti un aspetto emotivo. In secondo luogo, avendo potuto vedere una visione più olistica dell'esperienza umana e quindi con una certa linea di fondo quasi costruita, diciamo pure prima, su cosa si è venuti a fare qui, ecco che come vedere che c'è ad esempio un qualcosa da affrontare, nel senso da sciogliere, da risolvere, da prendere come fionda, come opportunità per crescere. Ecco, ad esempio con dinamiche, ok? Perché probabilmente la ferita si manifesta principalmente con dinamiche che nell'arco del tempo e della vita si ripetono, o a livello affettivo o a livello lavorativo, cioè si torna sempre lì, cioè è un cerchio chiuso e ci fa un po' aprire gli occhi, ci fa un po' chiedere, se vogliamo, perché? Ma perché? È un po' così, cosa dici Giampaolo? Certo, la ferita diventa un loop, no? Diventa una circonferenza dove fondamentalmente, pur pensando di camminare andando lontani, si ritorna sempre allo stesso punto. Il problema è che quando una ferita non viene compresa e risolta, si ritorna allo stesso punto girando attorno, ma progredendo nel tempo e nello spazio, quindi si forma una spirale, perché quando tu una circonferenza la propaghi nel tempo e nello spazio, in realtà si forma una spirale. Quindi purtroppo le ferite emozionali, quando non vengono affrontate e quindi risolte anche solo in parte, o almeno comprese, viste, portano la persona nell'incoscienza, nell'inconsapevolezza, a pensare di aver fatto tanti chilometri, di aver passato tanti anni della vita e di essere progredita. In realtà poi non ha fatto altro che andare in avanti, ruotando attorno a questo punto centrale che è la ferita, come una circonferenza, solo che creandosi una spirale c'è l'illusione di aver fatto un cammino, in realtà si è tornato al punto di partenza e semplicemente ci si è spostati un po' più in là. E quando noi viviamo le ferite emozionali in modo inconsapevole, in effetti, come hai ben detto tu, ci si ripresentano a distanza di anni, di mesi, settimane o di decenni a volte, meccanismi e dinamiche che abbiamo già visto, già affrontato, solo che magari le abbiamo affrontate appunto in tempi diversi, con una capacità, diciamo, percettiva diversa, e quindi magari le viviamo in ambiti diversi, però l'essenza dell'informazione della ferita rimane la stessa. Quello che è facile vedere quando in realtà si lavora aprendo gli occhi sulle ferite emozionali è che, pur cambiando il contesto, le persone, le situazioni diciamo la scenografia, ecco, dell'esperienza, alla base che fa nascere quel tipo di esperienza c'è sempre la stessa ferita. Chiaro che noi siamo evoluti nella vita, siamo cambiati, abbiamo maturato un altro tipo di mentalità, magari, quindi vediamo le cose in un modo diverso, però fondamentalmente, facendo, sai, le operazioni matematiche, quando vai a togliere tutti i fattori e ti rimane un numero solo, rimane la ferita alla base dell'esperienza. E quindi questa è l'opportunità che la vita ci dà per un'altra volta per risolvere quella ferita e trasmutarla, dopo averla compresa, in una forza propulsiva. E ovviamente, se noi non la riconosciamo e continuiamo a dare la colpa al mondo esterno, alla sfortuna, alle situazioni create da altri, a tutto quello che sta fuori di noi,
non puntiamo gli occhi all'interno, non vediamo la ferita, cioè non ci vediamo noi come esseri feriti e non sappiamo appunto che possiamo invece risolvere la situazione esterna semplicemente lavorando dentro di noi e risolvendo quell'incrinatura che è poi la ferita, no? Certo. Della memoria, diciamo così. È più comprensibile detta così anche a livello appunto di memoria. Comunque, parti di noi che sono rimaste isolate, un po' indietro, cristallizzate nel tempo. Si è creato dentro di noi un microcosmo in cui quella sofferenza, quella situazione continua a macinare in loop, a essere viva, e noi invece andiamo avanti credendo che la cosa sia risolta perché va tutto visto a livello olistico. Intanto ho aperto leggendo il bellissimo, devo dire, libro di Dean Koontz, Il fiume nero dell'anima, proprio per far vedere intanto uno degli aspetti dell'essere umano, di noi, come funziona, e cioè la mente. La mente, una volta che, tra virgolette, viene per così dire ferita, va in protezione. Quando prova dolore va in protezione, ok, si chiude. D'ora in poi, da quel passaggio in poi, ogni volta che si creerà una situazione simile, pur avendo altre parti che vorrebbero andare oltre, e qui in questo caso il cane voleva una carezza ma non poteva per paura, ecco che la mente diventa troppo protettiva. Quindi uno degli aspetti che provo appunto a condividere con te, caro Giampaolo, per iniziare ad aprire questa zona di entropia o queste zone di entropie, è di parlare con la mente. Cioè uno dei nostri primi strumenti che è chiuso è proprio la mente. A livello olistico bisogna aprire la strada attraverso questo strumento. Sì, assolutamente sì. Dobbiamo imparare a interrogarci e a interrogare la nostra mente in un modo molto freddo, senza emozione a quel punto, per analizzare, quindi usiamo la mente come strumento analitico, visto che la mente a volte parte da sola e è difficile controllarla. Invece attraverso magari una buona respirazione, calmandosi un attimo, si può fare luce sulla situazione che stiamo vivendo e si può proprio fare un lavoro di analisi. A questo serve la mente. Molto spesso la mente viene incriminata come un qualcosa da annullare, da zittire in tutti i costi e in tutti i modi, però la mente ha una potenzialità che ha anche la capacità appunto di essere usata proprio, diciamo, come matematicamente, usiamone la matematica per scoprire il risultato dell'equazione. Cioè ci possiamo chiedere: sto vivendo questa situazione, in questa situazione io non sto bene perché dentro di me io penso che l'altro mi ha fatto qualcosa, ma l'altro chi è? Che cosa mi sta mostrando? E se l'altro fosse uno specchio semplicemente nel quale io mi rifletto e vedo delle cose di me che non riesco a vedere in me ma le vedo fuori? La mente è un grande strumento che noi possiamo utilizzare per cercare di fare chiarezza, soprattutto nei momenti in cui la mente è presa dal vortice delle emozioni. L'emozione non è solo mente, l'emozione è anche energia e quindi è un qualcosa che può manipolare la nostra mente e farci perdere la direzione del lago della bussola. Però non è neanche sbagliato in una prima fase, in un momento di lavoro, magari aiutati anche, guidati da qualcuno che è in grado di farci le domande giuste, di calmarci e farci riflettere, cercare di capire proprio attraverso la ragione quale può essere il meccanismo che sta dietro il nostro vissuto. Dopo è chiaro che la mente non è sufficiente, perché ci vuole anche l'intuito, ci vuole un sentimento, cioè un sentire che noi siamo di più della nostra mente, siamo di più delle nostre ferite, siamo qualcosa in più di quello che ci succede, ma a volte siamo proprio invischiati, bloccati in un meccanismo, perché quello delle ferite è proprio un meccanismo, è quasi come se fosse un meccanismo animale, diciamo così, no? E questo in realtà è un meccanismo che ci salvaguardia molto spesso dal perderci, cioè mi spiego meglio,
quello delle ferite non è un sistema fatto per nuocerci. Siccome sviluppare un talento, il talento è un qualcosa di prezioso, vediamolo come un qualcosa di aureo, no? Di brillante, Sì. di raro, richiede un lavoro importante, un lavoro faticoso. Molto spesso noi non abbiamo proprio la voglia, non abbiamo le risorse, soprattutto a livello di volontà per fare questo lavoro, perché la vita è bella viverla comoda, no? Quindi si sta seduti sul divano, il divano della vita, chiamiamolo così, si accettano i compromessi del vabbè, tutto sommato va bene così, tutto sommato poteva andare peggio, e quindi in qualche modo ci si addormenta, ci si assopisce nei confronti magari della nostra missione interiore, nei confronti dei potenziali che abbiamo, e quindi molto spesso abbiamo dei potenziali che non sviluppiamo, e quindi ecco che intervengono le ferite che sono viste nella maggior parte degli studi che io ho letto, affrontato in passato, come un qualcosa assolutamente da risolvere perché sono negative, perché ci distruggono, perché ci limitano nel cammino, che è vero se vengono vissute in modo negativo. In realtà io le ho percepite durante questo tipo di percorso, ed oggi le vedo così, come l'unica opportunità che abbiamo, se non il risveglio di una presenza consapevole che è molto difficile da attuare, perché rappresentano quella spina nel fianco che ogni tanto si risveglia e che ci fa destare dal divano, cioè da quel sonno in cui la coscienza a volte cade. E quando noi sentiamo il dolore, che sia emotivo o fisico, di questa ferita, noi siamo obbligati, perché vogliamo risolvere il dolore, a cercare il modo per guarirla, e il cammino di guarigione di una ferita emozionale ci porta inevitabilmente a sviluppare un talento, cioè a sviluppare in noi, a cercare in noi dei potenziali che prima avevamo ma non utilizzavamo. Quindi il lavoro sulle ferite è un lavoro meraviglioso se vissuto in modo consapevole, perché ci porta a una grande vittoria, che è la conquista di un'energia che poi, una volta che attivi, rimane attiva, che è quella del talento. Perché una volta che si raggiunge un talento è quasi impossibile che si riattivi un'energia forte di una ferita emozionale. Solo che arrivare appunto al talento, che è la trasfigurazione della ferita, è il lato opposto della ferita. Quindi se la ferita è forte, fa male, duole, blocca, immaginiamo quanto libera invece raggiungere uno stato talentuoso. E questo rappresenta proprio in sintesi il cammino della nostra vita. Siamo qui per fare esperienze, in particolare esperienze di noi stessi, solo che noi ci dimentichiamo di chi siamo, molto spesso cadiamo nell'oblio della nostra memoria spirituale, e quindi ci adattiamo al solito, al normale, non andiamo oltre quello che è la sopravvivenza, per cui la ferita emozionale è un grande stimolo a fare di più, ad essere veramente esseri umani che vivono la propria vita in modo unico e come individui, perché ognuno, le ferite sono più o meno quelle, cioè la ferita di abbandono, la ferita di rifiuto, la ferita di tradimento, ingiustizia, umiliazione, le ferite principali sono queste. Però il vissuto che ogni essere umano come individuo ha della ferita è suo, unico e personale, e difficilmente è riscontrabile uguale in un altro essere umano, così come il modo in cui ciascuno di noi vive i talenti, cioè quelle grandi forze che muovono la vita, è diciamo prerogativa e unicità di ciascuno di noi, ed è questo il bello appunto che ci rende esseri umani, no? Dell'essere esseri unici che però affrontano un grande cammino che è quello della vita, per acquisire esperienza, per portare in terra quello che è tutta una grande energia spirituale che noi siamo. Certo, per condividere un po' con la Terra, perché anche la Terra poi ha la sua coscienza, la sua anima, la sua missione, un percorso affine e assieme. Quindi la parte iniziale, tu poi queste, adesso stiamo ancora chiamando le ferite, ma si può un po' spostare l'ago della bilancia iniziando con un certo tipo di livello di, umilmente parlando, di consapevolezza, ecco, spostando l'ago della bilancia
e chiamarle più opportunità, perché se si riesce a fare questo passaggio aprono a tante dimensioni di noi che altrimenti, come ci stava spiegando il nostro Giampaolo Giacomini, per chi me lo sta chiedendo, siamo in collegamento con il dottor Giampaolo Giacomini, ecco, aspetti di noi che neanche avremmo saputo di avere, di far fiorire, insomma, di rendere aureo. Quindi la parte iniziale è proprio anche in un percorso di consapevolezza e di autoguarigione, che una persona a un certo punto dice ok, voglio muovermi per capire, è proprio quello di cambiare il tipo di interpretazione che si dà a tutto l'insieme, a tutto quello che è accaduto di simile in questo senso nella propria vita. Poi ci sono sfumature diverse, giusto Giampaolo? Cioè, parlando ad esempio di abbandono, ecco, l'abbandono. È chiaro che tendenzialmente possiamo dare un topic, l'abbandono, ma ci sono poi tante sfumature per persona, per universo persona, giusto? Certo, assolutamente sì. Purtroppo la nostra mente, quando deve spiegarci qualcosa, quando noi dobbiamo comprendere qualcosa, dobbiamo sempre dividere tutto in categorie, no? Tu fa conto solo che nel mondo dell'anima, dello spirito, non esiste né la ferita né il talento, certo. Esiste la possibilità, no? Solo che quando questa grande forza, che è l'opportunità di essere se stessi, di esprimere i propri valori, i propri potenziali in terra, quando l'energia scende al mondo materiale, inevitabilmente entra nel mondo della dualità, della polarità. E quindi questa grande energia che chiamiamo opportunità, necessità, campo quantico, chiamiamolo come vogliamo, viene inevitabilmente scissa nelle sue due componenti polari, come lo yin e lo yang, no? E quindi abbiamo da una parte quella che possiamo chiamare ferita, che in effetti io a volte non chiamo neanche più ferita, soprattutto quando visito le persone, con i miei pazienti, perché certo. Ferita riporta sempre a un qualcosa di negativo, no? E dall'altra parte invece c'è l'opposto della ferita, che è il talento, e solo unendo questi due concetti si riesce a trovare il centro e a guarire, cioè a fare un passaggio, perché anche solo il talento di per sé non ha senso, perché senza la ferita il talento non ha niente, non è tale, quindi è nell'unione tra ferita e talento che rappresentano i due poli di un cammino, quindi porto, diciamo, dall'unità porto alla dualità, e poi per ritornare a una dualità però ho bisogno dell'esperienza di entrambe le visioni, cioè del polo negativo e del polo positivo. Siamo in pubblicità, è arrivata velocissima. Caro Giampaolo, allora ci spostiamo, abbiamo parlato delle ferite emozionali che con una diversa interpretazione diventano opportunità, soprattutto iniziando un po' a guardarsi indietro, ad aprire ad altri tipi di consapevolezza, diventano linee traccianti che ci danno anche la sensazione di essere quasi state stabilite prima, affinché noi ci incanalassimo, sempre con il libero arbitrio, ma in un certo tipo di esperienza che, guarda caso, parlando di talento, è comunque un qualcosa che è sempre rivolto non solo a noi stessi, ma anche al prossimo, agli altri, ad entrare in vibrazione con l'altro. Allora, caro Giampaolo, entriamo nella vibrazione del talento, interpretiamo la ferita come opportunità e passiamo al talento. Ecco, appunto, come dicevo poco prima della pubblicità, se noi consideriamo appunto questi due aspetti dello yin e dello yang, ferita e talento, no? Polo positivo, negativo, che poi anche lì è tutta una istituzionalità, cioè negativo è negativo, il positivo è positivo, non vuol dire che sia bene o male, è proprio una questione che la nostra mente tende a giudicare, quindi a separare in polarità. Se noi consideriamo la ferita come un'opportunità, possiamo in realtà lanciare questa freccia guardando dove va a colpire. La freccia deve colpire la possibilità di sviluppare un talento. Che cos'è un talento secondo appunto questo lavoro sulle ferite emozionali? Non è tanto il talento musicale, piuttosto qualcosa che noi abbiamo dentro di artistico, dobbiamo esprimere. Il talento è un qualcosa che esiste in natura, esiste nel creato, esiste proprio nella vita. E questi talenti sono degli stati d'essere che sono fondamentali per vivere una vita piena e fare un'esperienza che sia propositiva verso una crescita interiore. I talenti principali sono quelli che noi vediamo anche nella natura, perché
Io dico sempre, se un qualcosa è vero, deve essere vero ovunque. Non può essere vero solo per l'uomo o solo per le piante o solo per gli animali. Deve essere vero a tutti i livelli della vita. Quindi, ad esempio, il talento della incarnazione, cioè dell'essere qui ed ora, nel presente, di esserci tutti, no? È come, io lo definisco la mano nel guanto. Il talento dell'incarnazione vuol dire quando il nostro spirito, la nostra anima, la nostra energia è integralmente incarnata nel nostro corpo e quindi la viviamo nella totalità nella nostra quotidianità. Quindi immaginiamo che il nostro corpo, la nostra vita materiale è un guanto con il quale noi possiamo fare dei lavori, e se la nostra anima, che è la nostra mano, non è inserita tutta con le 5 dita nel guanto, noi abbiamo delle possibilità limitate e quindi non usiamo appieno la nostra possibilità intera, ma usiamo, non lo so, 2 dita, 3 dita, 1 dito, 4 dita. Quando noi siamo incarnati, e questo anche la pianta sa cosa vuol dire essere incarnati, cioè esserci tutta, no? Non esiste una quercia a metà, che è un po' quercia e un po' qualcos'altro. La quercia è incarnata in tutta se stessa, quindi è ben definita, esprime e riesce a esprimere al massimo, al 100%, la sua verità, la sua essenza. Invece l'essere umano non sempre riesce ad essere incarnato, cioè presente a se stesso al 100%, e quindi a volte si perde delle parti di sé. Quindi molte persone non sanno chi sono, non sanno quali sono le loro capacità, non sanno quali sono i loro limiti. Perché? Perché non riescono ad essere incarnate al 100%. Parlando ad esempio del talento, della connessione, che è il talento che riesce a guarire la ferita di abbandono, di cui abbiamo parlato prima. La connessione è la capacità che noi abbiamo di sentirci inseriti in un contesto dove tutto ruota attorno a noi, ma noi ruotiamo attorno al tutto. Quindi è questo sentirci sia al centro della situazione, ma anche diciamo nel mandala della situazione, cioè di essere parte di un meccanismo che è la vita, dove riusciamo a condividere noi stessi con gli altri, rimanendo però agganciati alla nostra interiorità e alla nostra essenza e alla nostra verità. Quindi la connessione è quello, ad esempio, sempre parlando del mondo vegetale, che la pianta ha nei confronti di se stessa e del suolo in cui va a piantarsi. Senza tale connessione, senza questa integrazione con l'ecosistema che sta attorno, ma pur mantenendo la sua integrità, ad esempio di essere una quercia, ci si perde e si ha bisogno dell'altro, si diventa dipendenti, per cui la quercia che non è connessa a se stessa si appoggerà agli alberi vicini e a un certo punto potrà pensare di aver bisogno di essere una caccia per metà, perché non è riuscita a fare affidamento totale su di sé. Chiaramente fare affidamento totale su di sé, cioè la connessione, non vuol dire non vivere più gli altri, ma vuol dire vivere liberi, senza il bisogno del dipendere dagli altri, ma di condividere semplicemente un cammino assieme. Un altro talento, ad esempio, è la comprensione, cioè la capacità di portare il mondo che c'è fuori dentro di noi, comprendere. Una volta che noi portiamo il mondo che c'è fuori dentro di noi, tutto quello che capita fuori da noi non verrà più vissuto come un attacco a noi, ma sarà semplicemente una manifestazione esterna di magari uno squilibrio che viviamo dentro, o di un equilibrio se fuori ci saranno delle opportunità piacevoli. Quindi essere in grado di comprendere vuol dire non essere separati da quello che c'è fuori. Un altro talento, che anche questo è ben vissuto dal mondo vegetale e anche animale, è la fede. Quella fede che non è legata alla religione come la intendiamo, certo, ma è la fede del lasciare andare le resistenze che abbiamo nei confronti degli eventi del mondo. Un albero non giudica se un fulmine lo colpisce o se un uccello troppo pesante fa il nido sui suoi rami e in qualche modo il ramo si rompe, perché lui sa che tutto ha un senso nella creazione, nella vita, e quindi la sua risposta sarà rinforzare i rami, non certo stare a imprecare contro il cielo, contro gli uccelli, perché gli hanno creato un danno. Quindi avere fede che comunque c'è un motivo per tutto, e quello che arriva serve a darci delle opportunità per fare meglio, non per distruggerci, per imparare qualcosa. E infine poi
un grande talento che è la saggezza, che detta così sembra una cosa banale, però è intesa come la capacità, una volta che si sono integrati tutti gli altri talenti, quindi l'incarnazione, la connessione, la comprensione, la fede, la capacità appunto che si matura di vedere la vita, la nostra vita dall'alto, e quindi di vedere e fare i movimenti in modo saggio. È il talento di chi gioca a scacchi, cioè di chi sa vedere le mosse della vita, capire le proprie mosse, capire i propri errori, capire i propri movimenti per fare le scelte giuste, e invece di scegliere la via negativa del dolore e della ferita, continuare a fare esperienza attraverso invece lo slancio attivo del piacere, della soddisfazione personale. Ecco, questi sono i talenti di cui stiamo parlando. Poi è chiaro che nel vivere questi talenti uno può sviluppare anche i talenti minori, chiamiamolo così, cioè il lato artistico che magari aveva dimenticato, il lato culinario, no? I talenti, chiamiamoli talenti inferiori, no? Possono essere infiniti tanti quanto sono gli esseri umani. Però ci sono questi talenti superiori che se non vissuti appunto fanno emergere la ferita, che non è altro che un modo per raggiungere poi il talento. Ed eccoci qui, naturalmente non è tutto subito, è prima di tutto una bella palestra, ma è anche un passo alla volta, ma nel senso la conquista di sé. Il bello è scoprirsi un po' alla volta e nel fluire lasciare arrivare poi che cosa realmente ci sta parlando e portando questa opportunità, verso che scopo più elevato, verso quale o quali talenti che comunque, come ci stava spiegando il nostro Giampaolo Giacomini, hanno molto a che vedere con il sentirsi pienamente noi stessi e nel contempo comprendere anche il resto, tutti gli altri. Quindi c'è un po' una parola che continuava a risuonarmi mentre tu appunto parlavi, e non mi piace tanto accettarsi, ma accogliersi completamente per il proprio percorso che si è avuto, per ciò che si è fino in fondo. Cosa dici, Giampaolo? Accogliersi? Ah, certo, assolutamente. Sì, diciamo che il fine della vita è accogliere noi stessi in tutto e per tutto, qui ed ora, in questa situazione che viviamo, che è semplicemente poi un passaggio, un cammino in più di quello che è poi il cammino dello spirito, che non è solo dimensionato al pianeta Terra, ma è infinito, è un qualcosa di molto più grande, e quindi al di là del tempo e dello spazio. Lo spirito, quando noi siamo spirito, quando siamo energia, ovviamente noi siamo accoglienza pura, perché noi non giudichiamo niente di noi. Quando arriviamo sul mondo della dualità, noi separiamo, giudichiamo, la nostra mente si attiva, e quindi, come hai detto tu prima, noi ci accettiamo, nel senso che ci facciamo a pezzi con l'accetto, Esatto. Ci dividiamo in categorie. Quando ci accogliamo, invece, prendiamo tutti questi pezzi e li rimettiamo nell'unità. La cosa più difficile, più bella, anche secondo la visione dell'antica alchimia, che per me è stato di grande ispirazione in questo, come studio, in questo lavoro delle ferite emozionali, è proprio della molteplicità, ritornare all'uno, però qui in terra, dove invece vige la legge della dualità. E questa è la grande sfida. Sì, anche perché poi facendo determinati passaggi, vedendo, scoprendosi, proprio il termine, scoprendosi, guardandosi piano piano, un po' alla volta, dentro, e quando ci mettiamo in questa vibrazione, la vita poi ci fa arrivare gli strumenti che realmente sono al nostro servizio per questo scopo. E vediamo che appunto l'anima prima di tutto non riconosce un discorso di ferita o non ferita, ma l'anima ha tanta voglia di esperienza, di crescere, di aumentare la sua vibrazione, la sua frequenza, la sua luminosità. E poi un'altra cosa molto interessante, le domande che sono arrivate sono le più svariate, sono bellissime, sono tantissime. Ne strappolo una che va comunque a integrarsi e va integrata in quello che comunque io personalmente ritengo il circuito e il percorso dell'anima, cioè fa parte comunque di quello che l'anima ha tirato e ha scelto per la sua evoluzione. E cioè Paolo
ci chiede e ti chiede, in tutto questo c'entra anche un discorso di ereditarietà nel DNA? Questa è una domanda che apre a scenari di cui potremmo parlare per altre 3 ore. È assolutamente vero che noi in qualche modo ereditiamo anche delle tendenze, ereditiamo dei blocchi proprio nel nostro DNA, in quello che viene chiamato dalla scienza moderna il junk DNA, cioè il DNA spazzatura, che rappresenta poi il 98,8% del nostro DNA, che è fondamentalmente campo elettromagnetico, perché è un DNA che non ha una forma definita. Ecco, in questo tipo di DNA, che non caratterizza il colore degli occhi, dei capelli, ma caratterizza le esperienze dei nostri antenati, noi siamo rivestiti, noi usiamo questo DNA, noi usiamo il nostro corpo e quando noi definiamo il nostro corpo come nostro, tra l'altro è un grande errore, perché il nostro corpo è formato dall'ovulo e dallo spermatozoo dei nostri genitori, quindi il nostro corpo deve essere compreso per quello che è, uno strumento che noi vestiamo per manifestare la nostra il nostro spirito nella nostra vita, ma intanto agganciarci troppo all'idea del nostro corpo come qualcosa che rappresenta noi stessi non è propriamente costruttivo, ma soprattutto bisogna anche svolgere un lavoro importante attraverso le costellazioni familiari, attraverso tante tecniche che ormai ci sono, per lavorare anche su quelle che sono le ferite ereditate, cioè esperienze non risolte che noi riceviamo, e anche ovviamente c'è un motivo per cui abbiamo scelto la nostra famiglia, non è che non c'è niente a caso, però a volte il compito dell'anima è anche quello di risolvere pendenze non risolte dei nostri ancestrali. Quindi assolutamente sì, esiste un'ereditarietà legata alle ferite, quindi chiaramente è un argomento molto molto vasto e però molto penetrante nella nostra vita, molto presente. Allora, approfondiremo. Intanto, visto che siamo in chiusura di prima parte del Bosco dei Sogni, ci salutiamo con un messaggio, un qualcosa in particolare che senti di condividere anche come suggerimento con i nostri ascoltatori qui del Bosco dei Sogni. Sì, guarda, il messaggio che mi sento di lasciare è quasi banale ma molto efficace. Non giudicatevi per le vostre ferite, non fatevi umiliare dalla sensazione, dalla percezione di avere una ferita, ma semplicemente rideteli in faccia. Cioè la ferita va trattata come un bambino capriccioso al quale ovviamente non è che puoi dare schiaffi ogni volta che fai capricci, no? Ma nel momento in cui tu trasformi questo capriccio, questa richiesta di attenzione in qualcos'altro, in un sorriso, in ridere, la ferita già perde tutto il suo potere o quasi. Quindi soprattutto nel lavoro delle ferite emozionali capita che quando uno la riconosce dice adesso quanto lavoro devo fare, avessi saputo prima, di nuovo la ferita. Cioè non bisogna cadere nello sconforto, anzi bisogna imparare a ridere di sé e delle proprie mancanze, delle proprie ferite, perché è un buon modo invece per esorcizzare il peso, il dolore. È un po' come quando uno veramente si è ferito, no? Quando uno è ferito, mentre viene medicato, si distoglie l'attenzione. Adesso in ospedale ti danno l'anestetico in locale, però una volta si cercava di distogliere l'attenzione parlando di qualcos'altro, no? Portando il focus dell'attenzione in qualcosa di positivo e non di negativo, e nel frattempo la coscienza riesce anche ad aiutarci a guarire la ferita. Quindi cerchiamo di essere leggeri, ecco, nel lavoro delle ferite emozionali, perché la pesantezza non è certo di aiuto, anzi la pesantezza è legata all'ultima ferita, la più importante, che è quella di umiliazione. Quindi non ha senso umiliarci, sentirci umiliati, sentirci poco di buono perché si è pieni di ferite. È normale perché la vita è questa, è un cammino di esperienze. È normale e bisogna un po' così, giocare un po' d'astuzia. Mi hai fatto venire in mente un'immagine, caro Giampaolo, i miei vicini di casa
finestra a finestra si vede il corridoio d'uscita comune a tutti, ecco, e c'è il papà con la bambina di 4-5 anni, il papà è davanti e la bambina che cammina dietro piange, cioè è un po' come Lego, no? Piange e dice io voglio essere presa, voglio andare in braccio, il papà è davanti e sorride e dice ma vedi che fai come me, stai diventando grande, vedi io cammino, sorride e continua a camminare davanti a lei. E lei, per quanto piange, però lo segue. Ecco, bisogna fare un po' così, giusto? Un po' d'astuzia. Esatto, bisogna giocare d'astuzia, perché la mente ti vuole invece affossare nella ferita. Invece tu, ridendo di te, ti prendi in giro e la mente si sente come perdere un po' di potere. Esatto. A quel punto puoi lavorare molto più serenamente, molto più tranquillamente. E infatti il papà sorride e continua ad andare avanti. Guai se si fermasse e la prendesse in braccio, perché vincerebbe la mente di questa bambina, saprebbe che l'avrebbe sempre vinta. Lui continua a camminare sorridendo e trova le parole per dire dai che stai diventando grande come il tuo papà, lo vedi, ce la fai, dai. Esattamente. Ok. Questa è la posizione corretta per lavorare, fare questo tipo di lavoro. Giampaolo, è stato veramente molto profondo e sei riuscito in pochissimo tempo a darci tanto, quindi grazie di cuore. Bene, mi ha fatto molto piacere, spero che possa essere di aiuto a tutti questa chiacchierata e a disposizione per eventuali approfondimenti in futuro. Certamente, abbiamo aperto tanti scenari, compreso quello del DNA molto 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 interessante da integrare comunque, come ci siamo detti, al percorso animico, quindi tornerò presto, ci accorderemo per continuare questo percorso. Volentieri Max, grazie a tutti e buona continuazione della trasmissione. Grazie di cuore a te, voi cari ascoltatori rimanete lì che tra poco arriva il nuovo ospite, a tra poco.